amici di Via Vai TV Online, sono qui con la signora Daniela e il signor Mariano, componenti del gruppo Salta Maran, un gruppo che segue la confraternita del mais di Marano. E adesso io alla signora Daniela voglio proprio chiedere la storia di questo gruppo, come è nato e qualche curiosità, se ce la può anche raccontare. Il gruppo Salta Maran è nato circa 2 anni fa in occasione delle feste del mais marano che sono state fatte a Marano Vicentino, dove i figuranti erano in costume e noi abbiamo poi imparato i balli che si facevano proprio nel 1890, quando è stato seminato e raccolto il primo mais marano, è stato trovato l'incrocio del mais marano. E noi proponiamo queste danze che venivano fatte allora, che poi sono state perse perché dopo l'inizio del 1900 le nostre popolazioni, i nostri avi hanno imparato altre canzoni, altre danze e abbiamo un po' dimenticato queste che facevano prima e noi le riportiamo alla luce, ecco, le facciamo conoscere. Quali sono i tipi di musica che voi andate poi a ballare nelle vostre esibizioni? Intanto bisogna dare il merito alla Banda Brian che con questa ricerca attraverso nei nostri territori ha fatto in modo che ritornino queste danze. Queste danze sono le tipiche danze popolari che si usavano un tempo nelle sagre, nelle feste di campagna, quando c'era un qualcosa di importante che succedeva, battesimi, ritorno dalla leva dei militari e quant'altro si trovava di pretesto per poter far festa nelle campagne di una volta. E siamo partiti con un gruppo, il Filò a Marano, che si era interessato e ha approfondito la ricerca e ha preparato i costumi per noi, ma anche per i figuranti di queste feste che facciamo a Marano. Il ballo era uno dei divertimenti molto contrastato dai parroci e dai preti in genere. Erano danze di corteggiamento. Ogni ballerino poteva dimostrare la propria bravura con passi arditi